È il Tor di Quinto ad aggiudicarsi il trofeo Tortora Coppa Lazio Under 19. La formazione di Lorenzo Basili batte la Tor tre teste per 3-0 con vantaggio di Spizzichino, raddoppio nella ripresa di Catarinozzi e tris finale da parte di Mancini. È la Tor tre teste di Giovanni Greco a partire meglio, però dopo 6 giri di lancette Abdalla serve Ricceri sull'asse centrale, conclusione parata da Iorio. Al decimo inizia a farsi vedere la formazione di Via del Baiardo, lancio in verticale per Catarinozzi, il quale trova pronto Magri tra i pali. Poco più tardi ancora Tor di Quinto, sempre sulla fascia di destra, Catarinozzi lancia l'azione in profondità, conclusione che però termina larga, in out. Tor tre teste che torna a farsi minacciosa al 13°, palla centrale per Spila, il quale colpisce in pieno la traversa. Poco più tardi lancio per Abdalla, il quale supera il pro avversario sul cross, è fallo di mano e calcio di rigore decretato dal direttore di gara. Dal dischetto va Cardellini, ma Iorio intuisce e para. Si resta sullo 0-0 ma per poco, perché rimessa laterale dall'altro lato al 24°, palla per Spizzichino e conclusione, errore dell'estremo difensore rossoblù e 1-0, Tor di Quinto in vantaggio. Il gol cambia il match, ancora Spizzichino per Bellei, dall'altro lato c'è Catarinozzi ma Magri interviene e para, chiudendo il possibile raddoppio da parte del Tor di Quinto. Nella ripresa subito la formazione di Basili è velenosa, Spizzichino prova la conclusione, para Magri al quinto. Poi al quarto d'ora ancora lo stesso numero 4, serve Savelli, assist del numero 3 perfetto per Catarinozzi e gol, 2-0, Tor di Quinto che raddoppia. Tor tre teste che tenta allora il tutto per tutto, palla per Spila, il quale prova ancora dalla distanza, sfera che sfiora la traversa, palla che termina in out. Poi al 25° lo stesso numero 10 mette al centro per Abdalla, girata preda di Iorio. Infine da correre al 39° stacco di testa di Mancini, palla in rete ed è 3-0 per il Tor di Quinto. Ultimi brividi poco prima del recupero, da corner al 42° arriva il calcio di rigore in favore della formazione di Via del Baiardo. Santilli va dal dischetto ma mette fuori. Dopo 5 minuti di recupero la finale praticamente termina qui. Tor di Quinto batte Tor tre teste 3-0. La formazione di Via del Baiardo vince il trofeo Tortora.